Vecchi sorestans das lor fameas, fi di Ruben, prim fi di Israel, Enoch, Palu, Esrom e Carmi, che estos sono i fis e i nevot di Ruben. Fis di Simeon, Samuel, Jamin, Oad, Joachim, Socar e Saul, fi di Cananee, che sono i fis e i nevos di Simeon. Vecchi i noms dai figli di Levi, con tutte le loro discendenze, Gerson, Keat e Merari. Levi ha vivut 137 anni. Figli di Gerson, Libni e Simei, con loro fis e nevos. Fis di Keat, Amram, Isear, Hebron, Uziel. Keat ha vivut 133 anni. Fis di Merari, Macli e Musi, che sono i fis e i nevos di Levi, con tutte le loro discendenze. Amram al ciole Jochebad Soagne, che ha parturì Aaron e Mosè. Amram ha vivut 137 anni. Fis di Isaer, Core, Nefreg e Zicri. Fis di Uziel, Misael, Elzafan e Sitri. Aaron ciole Elisebe, fi di Aminebad, sur di Naxon, che parturì Nabad. Abiu, Elzemar e Itamar. Fis di Core, Assir, Elcan e Abisaf, che sono i fis e i nevos dai Coreis. Elesar, fi di Aaron, al cioè una figlia di Puntiel, che parturì Pincas, che sono i sorestans das fameis, dai Levis, cui lor fis e nevos. A son lor, Aaron e Mosè, che il Signore ura dit, fasei saltar fur Israelis de tiare d'Egit, secondo los schirias. A son lor, che affevelarin al faraon, re dall'Egitto, perché la sa saltar fur dall'Egitto Israele, Mosè e Aaron. La dì che il Signore affevelà Mosè in tiare d'Egitto, il Signore ha disè a Mosè, io so il Signore, tu hai diseras a Faraon, re dall'Egitto, tutto ciò che io ti diserai. Ma Mosè ha risplende al Signore, io non sei bon di fevelà, c'è mut fasial il Faraon ascoltami. Il Signore disse a Mosè, viot che io hai fatto di te un Dio pal Faraon, e Aaron, tuo fradi, sarà il tuo profete. Tu ti diseras tutto che io ti ordinerai, e Aaron, tuo fradi, ripeterà al Faraon perché lassi la via di sottiare Israelis. Io induristirai il cur dal Faraon e io faserai tattiare d'Egitto un disordine di spielis e di robononis di nocrodi. Il Faraon non volerà ascoltare se allora io slungerai la mia mano sull'Egitto e io faserai saltafur l'ismes schirias, il mio popolo, Israelis, a tattiare d'Egitto, con ciaschix che verranno divisarsi. E così, quando io slungerai la mia mano contro gli egiziani, o faserai saltafur di loro, gli israelis, gli egiziani, e si ne accorgeranno che io o sei il Signore. Mosè e Aaron facevano come che il Signore aveva ordinato. Mosè aveva 80 anni e Aaron 83, quando si presentarono dinanzi dal Faraon.